facili allo spirito. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. La madre che cercavo sei tu, l'amore che aspettavo è in te. Maria, abbandonata nelle tue mani, la vita mia riposa nella pace. Maria,
È la pagina 178. T'adoriamo. T'adoriamo, ostia divino. T'adoriamo, ostia d'amore. Tu degli angeli il sospiro, tu dell'uomo sei l'onore. T'adoriamo, ostia divino. T'adoriamo, ostia d'amore. Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigore. Tu speranza di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori per essere resi degni di partecipare al santo sacrificio eucaristico, in cui viene attualizzato oggi per noi il sacrificio perenne di Cristo Salvatore. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, per mia colpa, e supplico la Beata Santa Vergine Maria, mia Signore, che nell'Eucaristia sei fonte e culmine di tutta la vita cristiana, Signore, pietà. Cristo, che nel pane spezzato sei nutrimento, che ci sostiene nell'esodo verso la nuova Gerusalemme, Cristo, pietà. Signore, che nel vino versato sei lavanda, che rinvigorisce in noi la vita divina, Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Tu che siedi perché con lo Spirito preghiamo. Che hai lasciato il memoriale della tua parola, del tuo corpo, del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo. Giorno a popolo dal libro delle parole dell'Esodo, tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare gioventi come sacrifici di sangue, e la mise in tanti capini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: ascolto. Mosè prese il sangue e ne asparse il popolo, dicendo: così ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ripetiamo insieme: alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza ed invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li sacrifica, no purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa, è parola di Dio. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli Azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: andate, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città, trovarono come aveva detto loro Gesù e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo.
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'eterna alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi per iniziare la sua passione. Parola del Signore. Un giorno a Fatima, Portogallo, si facevano i preparativi per la processione del Corpus Domini. Il sacerdote doveva portare Gesù nascosto nell'ostia delle strade del villaggio. Le ragazzine invece dovevano, in segno di venerazione, spargere dei fiorellini sul cammino. C'erano tra loro due amiche, anzi due cugine. La più grande, Lucia, aveva già ricevuto la prima comunione. La più piccola, Giacinta, 6 anni, ancora no. La piccola Giacinta fece una domanda da bambina di 6 anni. Sì, potrai vedere Gesù, risposero i grandi. Quando venne il giorno del Corpus Domini, il sacerdote camminava sotto il baldacchino, portando un bellissimo ostensorio, con l'ostia in cui era nascosto Gesù. Dietro il baldacchino veniva una grande folla di persone che cantavano. Davanti invece le ragazze, vestite con lunghi abiti bianchi, portavano i cestini pieni di petale di fiori. Dell'ostensorio. Solo Giacinta non lo faceva. Finita la processione, Lucia le domandò: perché non lanciavi i fiori? Perché non vedevo Gesù. Quella bambina non capiva ancora, 6 anni, cosa voleva. Che Gesù doveva essere completamente nascosto. Come tanti fanciulli, pensava che sarebbe sì stato nascosto, ma come si nascondono i bambini giocando a nascondino, cioè dietro un albero, dietro una casa, e che poi credeva che alla fine sarebbe riuscita a vederlo. Giacinta e Lucia sono le 2 ragazze che avrebbero visto qualche mese dopo la Madonna. Ecco, questo episodio simpatico mi permette di mettere in luce un altro aspetto del grande sacramento dell'Eucaristia. Domenica scorsa lì era chiuso nel giorno della prima festa, della prima comunione, è riuscita una bellissima festa. Avevo messo in luce l'aspetto che è molto importante, cioè quella della intimità, dell'amicizia che dovrebbe nascere o coltivare, continuare ad esistere tra Gesù e chi lo riceve. Un clima di intimità, proprio come dicevo, fra 2 amici, fra 2 innamorati. Quando si incontrano e desiderano incontrarsi, non possono non essere felici, non possono non parlare fra di loro,
che altrimenti che stanno a fare? Perché vanno a vedersi e ad incontrarci? Così dovrebbe essere del sacramento della Eucaristia. Così domenica scorsa. Oggi, ecco, ho voluto desidero sottolineare un altro bellissimo, importantissimo aspetto del sacramento della Eucaristia, cioè la presenza. La presenza. E di chi? Di Gesù Cristo. La presenza di Gesù Cristo, come Lui l'ha voluto. L'aveva annunciato quel giorno nella sinagoga di Cafarnao e nessuno ci aveva creduto. Pensavano che avesse perso la testa, povero uomo. Come si fa a dare da mangiare la propria carne? Come cibo. Come si può dare da bere il sangue come bevanda? Non offendere Gesù. Gesù voleva anche rimanere da solo per non ritirare una sola delle parole che aveva detto. E Pietro non è degli altri, Signore. Non abbiamo capito proprio niente. Ma dove vuoi che andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. E lo capiranno quella sera del Giovedì Santo. Dovranno fare che era un gesto fortissimo di fede, perché anche in quella sera ha dato un pezzo di pane. E questo pezzo di pane è Gesù. Certo non è facile per nessuno. Anch'io che celebro l'Eucaristia da 60 anni, quando offro alle mani quel pane e dico questo è il mio corpo, qual è la mia fede? Ma Gesù lo sa che non è facile e ci aiuta in questo desiderio di credere che veramente in quel pane è Lui. E tante volte nel corso della storia ha fatto miracoli strepitosi per venire incontro alla gente a credere che in quel pane c'è la sua presenza. Ecco, di questi tanti episodi io me ne ricordo uno. Quella sera del 14 agosto 1730, nella Basilica dei Frati Minori di Siena avviene un fatto bruttissimo. Dei ladri entrano nella basilica, scassinano il tabernacolo e portano via la piste d'argento, che conteneva però 351 particole consacrate. Allora non interessava niente questo, interessava la piste, evidentemente. Hanno preso la piste, hanno svuotato le particole in un cestino di immondizie e se ne sono andati. Immaginarsi il dolore dei frati il giorno dopo, quando si accorsero di questo sacrilegio. Fu avvisato l'arcivescovo, una processione di riparazione, rimesse evidentemente le particole in un altro bel ciborio, e lì sono a Siena. Pensate, dal 1730, quindi quasi 300 anni di esistenza, quelle particole sono fresche, come se il fornaio le avesse portate ogni giorno, la mattina, per essere consacrate. La particola, un pezzo di pane, è come tutti gli alimenti, dopo un po' di tempo, se non li consumi, si degenerano, sì, vanno a male. Sono 300 anni che quelle particole sono fresche, come se fossero consacrate in quel giorno. Ecco perché 1980
andando a venerare questo grande miracolo a Siena, disse soltanto una breve frase: e la presenta. E la presenza di Cristo. Uno di tanti miracoli, appunto, che il Signore ha compiuto per venirci incontro, perché possiamo con il suo aiuto a credere che Lui è presente. Ecco, allora vorrei dire anche questo, concludendo, come ieri sera lì era chiuso, rivolgendomi a quei ragazzi che erano presenti, ai giovani e a noi tutti. Ecco, questo ci deve insegnare una cosa importantissima. Quando entriamo in chiesa, o per pregare, o per cantare, o per assistere all'Eucaristia come noi oggi, non dimentichiamolo. Gesù è presente, è lì nel tabernacolo. Gesù è presente nell'ostia e ci sente, ci vede, ci guarda. Come in questo momento vede noi qui presenti, sente quello che sto dicendo nei suoi riguardi. Ecco, questo ricordarci della sua presenza ci aiuta a vivere bene la nostra presenza quando andiamo in chiesa. E concludo, come dicevo anche ieri sera, un fatterello che si legge nella vita di un grande sacerdote, parroco, che è anzi il patrono di tutti i parroci del mondo, San Giovanni Maria Vianney, parroco di un paesino piccolissimo, Ars, come in pratica l'attuale Magrebis, qui vicino a noi. Una estate notava che un vecchio contadino, ritornando dai campi verso tarda sera, poneva fuori della chiesa i suoi arnesi di lavoro, il rastrello, la vanga e qualcos'altro, poi entrava in chiesa. Un giorno il santo curato: senti Antonio, ma cosa stai facendo tutti i giorni che quando ritorni dai campi ti fermi in chiesa? Signor parroco, cosa faccio? Io guardo lui e lui guarda me. Io guardo lui e lui guarda me. Nessuna teoria di teologia, ma una grande fede. Per quel di Gesù. È quello che ci auguriamo, di vivere anche noi pur con tante difficoltà, ma il Signore ci aiuta in questi nostri desideri. Credere in un solo Dio, Padre. La stessa per mezzo di lui tutte le cose sono state per noi uomini però dello Spirito essere fatto uomo fu pure crocifisso per noi.
Fratelli e sorelle, siamo riuniti per partecipare al banchetto del Cristo, l'agnello pasquale. Umili e riconoscenti, affidiamoci fiduciosi con la preghiera, dicendo: pane di vita, ascoltaci. Pane di vita, ascoltaci. Per la Chiesa tutta, generata e fortificata dall'Eucaristia, fonte e culmine della sua vita e della sua missione, noi ti preghiamo. Padre mio, per i ministri ordinati che hanno ricevuto da Gesù il compito di celebrare l'Eucaristia e di annunciare il Vangelo con la parola ispirata e la testimonianza della fede, noi ti preghiamo. Per tutti i cristiani, peccatori perdonati, chiamati a condividere i doni ricevuti nell'Eucaristia e nella parola con azioni di comunione e di pace, noi ti preghiamo. Padre Dio, per la nostra comunità, che nello spezzare il pane di vita eterna apprende a condividere anche il pane terreno, soccorrendo chi è nel bisogno e nel dolore. Preghiamo. Signore, che hai ascoltato queste nostre preghiere, ti chiediamo di esortare tutti i secoli dei secoli. Nella pagina 123 noi ti lodiamo. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Benedetto sei tu, frutto della terra per la e ti benediciamo. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni della unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, con di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo del Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore, sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio
sofferenze. A te per primo si offrì vittima di salvezza, comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime dal colpa. Per questo mistero del suo amore, uniti agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della sua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ti offriamo, Padre, averci ammessi la tua presenza. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisce sulla terra e qui convocata nel giorno in cui con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo e tutto l'ordine sacerdotale diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ti do invito a metterli tutti a godere della luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Non ho aperto evidentemente la TV questa mattina, ma credo che le cose siano peggiorate, vero? Quei 3 ragazzi li hanno trovati? No ancora. Ma preghiamo che il Signore li abbia in gloria, preghiamo soprattutto per i genitori e per tutti quei genitori che purtroppo nel mondo piangono la morte tragica dei loro figli. Padre nostro che sei in cielo, sia santo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, da tutte le pandemie, da tutte le guerre, da tutte le disgrazie. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, bene e salute. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati. Beati noi che siamo invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ma di soltanto. Alla pagina 170, Signore sei tu il mio pastore. Signore sei tu. Tu hai morto il calice del mondo,
domenica prossima la Santa Messa alle ore 10:30, perché la prima messa dell'ammalato di quest'anno sarà a presiederla Don Michele, che è uno dei cappellani dell'ospedale di Udine. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa d'Us, in un anno che ha conosciuto un terribile morbo al colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcius hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male. Come segno delle loro perenne grazie, ci hanno lasciato una tua dolce immagine, che amandoti salva sin fermor. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio nostro, ci dei tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche di tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza, volere del Padre, sì da poter dire sempre come te si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Così sia. E vogliamo qui nel nostro piccolo, sostituire la processione che avviene in tutti i paesi del Corpus, appunto solennizzare la festa del Corpus Domini con queste preghiere. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E per i meriti l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe, suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Una croce tu ponesti sulla mano, d'una vita che fu oggetto del tuo amore.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci troviamo oggi in questa domenica nona del tempo ordinario, abbiamo celebrato il Corpus Domini giovedì, vivremo l'esperienza della parola di Dio di questo tempo ordinario per ricordare che l'ordinarietà della vita è la custodia della misericordia del Signore, è la possibilità